Anche ad Agrigento si sono svolte le celebrazioni del 75° anniversario della Repubblica, coordinate dalla Prefettura in collaborazione con il Comune e il Comando Provinciale dei Carabinieri, che ne ha curato la cerimonia militare. Al monumento ai caduti di Villa Bonfiglio ad Agrigento, nel rispetto delle misure di contenimento dal Covid-19 alla presenza di un ristretto numero di rappresentanti delle istituzioni, si è proceduto alla deposizione della corona e il prefetto ha dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Il prefetto ha quindi rivolto un messaggio alla cittadinanza e nel sottolineare l'importanza della ricorrenza in argomento e condividendo le riflessioni del Presidente della Repubblica Mattarella contenute nel messaggio ai prefetti, ha tenuto a salutare e ringraziare i presenti, in particolar modo i rappresentanti delle forze di polizia tutte, delle autorità sanitarie e delle altre istituzioni che in questo anno così difficile non hanno mancato di offrire il proprio contributo nella gestione di problematiche complesse, di rilievo di questa nostra provincia. Un momento per stare insieme, onorare i nostri caduti e ricordare la Repubblica e festeggiarla, perché non è mai abbastanza quello che facciamo. Dobbiamo sempre avere chiaro il quadro che questi valori e queste conquiste ce le dobbiamo tenere, le dobbiamo difendere in tutti i modi. È anche un momento di rinascita. Ci dobbiamo credere tutti profondamente e quindi veramente buona festa della Repubblica a tutti. Ci sarà poi un momento di ulteriore riflessione al Palazzo del Governo anche con i ragazzi della Consulta e dell'Istituto Toscanini di Insomma, fa impressione ritornare di nuovo a vivere questi momenti. Però è bello, Direi che è veramente bello. Successivamente, presso il Palazzo del Governo, nel rispetto della sobrietà richiesta dalle attuali circostanze, si è svolto un momento di incontro durante il quale ci si è soffermati nell'importanza della ricorrenza di quest'anno, che ha segnato una fase di speranza per il Paese e proiettato verso un percorso di ripresa al termine di un lungo e drammatico periodo segnato dall'emergenza sanitaria, con gravi costi sia in termini di vite umane che per la stabilità del sistema economico. 75 anni fa, il 2 giugno del 1946, i cittadini italiani con referendum hanno abbandonato la monarchia e hanno deciso per la Repubblica, un giorno importantissimo. Oggi è un giorno quindi della memoria, ma è anche un giorno di speranza. E si spera infatti che dopo questa pandemia, anche se ancora in corso, ma non con il peso di pochi mesi fa, si possa rinascere in tutti i sensi, principalmente dal punto di vista economico, affinché la nostra città, la nostra provincia, la nostra regione, la nostra Italia in generale possa riprendere la vita di prima. L'evento è stato arricchito da alcuni momenti di intrattenimento musicale eseguiti dagli studenti dell'Istituto Toscanini di Ribera, dagli interventi del Presidente e del Vicepresidente della Consulta Studentesca di Agrigento, che hanno interpretato alcuni brani poetici sull'alto valore della Repubblica e sul significato dell'unità nazionale.